Il Papa sbarcato a Dublino, l'accoglienza all'aeroporto, poi il saluto al Presidente, attesa per i 35.000 che hanno raggiunto l'Irlanda per il 9° incontro mondiale delle famiglie. La parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari rivive il miracolo delle rondini nella festa del Crocifisso Nero, l'invito a vivere la fede per combattere le pesti della società di oggi. È stata Santa Margherita Ligure posto di lavoro per 4 ragazzi nigeriani in uno stabilimento balneare, un esempio di integrazione ed accoglienza nel nostro territorio. La solidarietà ha vinto l'amichevole disputata ieri sera allo stadio comunale di Chiavari, toccante l'ingresso in campo dei ragazzi dell'Anfas e dei familiari di una vittima del ponte Morandi. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Come avete seguito in diretta su Telepace, Papa Francesco, che era partito questa mattina attorno alle 8 da Roma, è sbarcato a Dublino, dove è stato accolto dal Presidente della Repubblica, col quale ha avuto anche un momento di scambio e di incontro. La diretta proseguirà poi nel pomeriggio per documentare le varie tappe di questo viaggio apostolico che Papa Francesco sta compiendo in Irlanda in occasione del 9° incontro mondiale delle famiglie. L'Irlanda che il Papa troverà è molto diversa da quella incontrata da Giovanni Paolo II 40 anni fa, secolarizzata, immersa nelle contraddizioni della modernità, arrivata quasi all'improvviso in questo paese. L'Irlanda è ancora profondamente ferita anche dallo scandalo degli abusi sessuali da parte dei membri del clero. Di qui la grande attesa degli irlandesi per le parole di Papa Francesco, che potrebbe dire su questo tema delicato e doloroso. Ma il momento centrale sarà proprio l'incontro di Papa Francesco con le famiglie. Sono 35.000 le persone che hanno raggiunto l'Irlanda per incontrare il Papa. E allora sentiamo anche quali sono le attese delle famiglie riposte nelle parole del Santo Padre. La famiglia è icona di Dio, l'alleanza tra uomo e donna genera vita e comunione. Con questo tweet Papa Francesco ha anticipato il saluto alle famiglie che in Irlanda si sono riunite per il 9° incontro mondiale. L'immancabile pioggia che si alterna più volte con il sole nel corso della giornata non sta scoraggiando i partecipanti. Del resto, gli organizzatori irlandesi dell'evento, sapendo quanto sia mutabile il tempo a queste latitudini, hanno pensato bene di inserire anche un poncio di plastica nello zaino che viene consegnato all'entrata. La Royal Dublin Society si presenta in questi giorni come un mondo in miniatura. 35.000 persone di 116 paesi, ben 6.000 i giovani, partecipano ai dibattiti, alle tavole rotonde, si soffermano a visitare i tanti stand presenti. Claudio e Flavia sono una coppia proveniente dalla diocesi di Mantova. Hanno già partecipato agli incontri mondiali delle famiglie a Milano e a Filadelfia. L'attesa è per i prossimi 2 giorni di incontro con il Papa a Dublino. Questo incontro per il momento mi sta dando il senso di una grande unità tra famiglie che stanno accogliendo l'invito di Papa Francesco che ci ha fatto attraverso il dono di Amoris Laetitia. Famiglie in cammino che sono chiamate a collaborare con la Chiesa e per il bene della Chiesa. Questo incontro mondiale delle famiglie rappresenta una grande novità, la novità veramente di questo dialogo profondo tra la Chiesa e le famiglie, in modo anche semplice, in modo ordinato, in modo anche molto umile. Ricordiamo ora gli appuntamenti pomeridiani con il viaggio apostolico di Papa Francesco in Irlanda. Torneremo in diretta da Dublino alle 16:25 per documentare la visita al St. Mary Pro Cathedral e alle 17:25 per la visita al centro di accoglienza per famiglie senza tetto. Quindi in serata alle 20:25 in diretta da Dublino l'incontro e la festa delle famiglie. Naturalmente la nostra programmazione subirà qualche variazione proprio per documentare in diretta tutti i momenti del viaggio apostolico di Papa Francesco. Ora torniamo in diocesi, nella comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari, che è in festa per la solennità del Crocifisso Nero. La riflessione quest'anno prende spunto da una provocazione contenuta nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate di Papa Francesco. Sei santo, torna ad essere uomo. L'invita a vivere nella quotidianità la vocazione alla santità, compiendo con onestà e competenza il proprio servizio ai fratelli. Sentiamo. Perché questo richiamo oggi? Ma perché abbiamo un po' unito sia la celebrazione di questa memoria grata del crocifisso che nel 25 agosto del 1835
ha preservato la città dal colera, sia unendo questa memoria grata a quanto il Papa ci suggerisce, che è quello di vivere il cammino della santità come cammino di pienezza di umanità, non aver paura di essere santo. Ed è un cammino di pienezza dell'umanità. La liturgia oggi ci parla che occorre camminare nella luce, lasciarsi invadere dalla luce. Questo cammino di santità vuol dire puntare in alto e oggi c'è molto bisogno di darsi mete alte, perché viviamo in una situazione di grandi difficoltà. Non c'è forse il colera, malattia fisica, ma ci sono altre forme di colera, l'individualismo, il ricatto dell'altro, l'assenza, la cultura dello scarto, dell'indifferenza. Ecco, mi pare tutto questo. Il Signore ci dice: punta in alto, torna ad essere uomo. È paradossale che noi ci rivolgiamo ad un Dio inchiodato al legno della croce, ma proprio è sulla croce che si manifesta poi l'onnipotenza dell'amore. Per questo con fiducia celebriamo questo mistero. Il Giannelli si è affidato al crocifisso, l'ha portato in mezzo alla gente e anche oggi occorre fare così. È la stessa attitudine, non facile, perché siamo tutti sequestrati da altri interessi, forse anche da tante rabbie, ma è fondamentale ritornare a questa fiducia, che è fiducia in Dio, ma anche fiducia nella buona volontà degli uomini. In occasione della festa del Cristo Nero a San Giovanni è stata allestita anche una mostra fotografica. Che cosa raccontano questi scatti? Intanto racconta anche del patrimonio che custodiamo nelle nostre chiese, di cui spesso non ci accorgiamo. In questo caso parliamo delle tovaglie che alcune volontarie della parrocchia lavano, stirano, cuciono, quando si rompono mettono a posto e in occasione delle feste un po' più grosse mettono sugli altari. E ora torniamo alla cronaca, alla situazione, all'evoluzione meteorologica sulla nostra Liguria. L'ARPAL ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo prorogando sino alle 8 di domani mattina l'allerta di colore giallo che riguarderà l'intera regione, come vedete nella cartina che raffigura la regione Liguria. È stata emessa dalla Protezione Civile regionale. I bacini interessati sono quelli piccoli e medi. Il centro meteo regionale prevede precipitazioni a carattere di temporale con alta probabilità di fenomeni forti dalle prime ore del pomeriggio che interesseranno il ponente per poi estendersi rapidamente nelle restanti zone. Resta alta l'attenzione anche per quanto riguarda gli effetti del vento previsto in serata sui 50-60 km orari con locali rinforzi di burrasca e raffiche sino a 100 km orari sui crinari e allo sbocco delle valli esposte. Mare molto mosso su tutte le coste in serata, la situazione migliorerà nel corso della mattinata di domani. Se l'estate meteorologica parrebbe essere agli sgoccioli, la stagione merita un bilancio anche per quello che riguarda l'inserimento lavorativo e l'integrazione, un'esperienza che si è vissuta a Santa Margherita Ligure in uno stabilimento balneare dove sono stati occupati in questa stagione estiva 4 migranti. Sentiamo. Integrazione e accoglienza sono alla base del progetto lavorativo portato avanti da una delle cooperative sociali di Genova in collaborazione con lo stabilimento balneare La Valletta di Santa Margherita Ligure, in cui vede coinvolti 4 ragazzi provenienti dalla Nigeria. I colleghi hanno subito accolto questi ragazzi e li hanno considerati colleghi a tutti gli effetti. Il lavoro è armonico, si lavorano molto bene insieme. Devo dire che forse è nata anche un'amicizia e i clienti invece l'accoglienza è stata buonissima, soprattutto per il ragazzo che lavora sulla spiaggia, lo adorano, gioca con i bambini, si trovano tutti molto bene. Quindi qual è il senso, diciamo, di questo progetto di avviamento al lavoro? Il senso è dare un'opportunità a questi ragazzi e vedere se dimostrano di essere veramente delle persone valide che hanno voglia di integrarsi, cosa che noi abbiamo avuto la fortuna di avere. Abbiamo incontrato Daniel Moody, giovane nigeriano arrivato in Italia qualche anno fa. Daniel ci tiene molto a raccontare la storia del suo viaggio verso il nostro paese, significativa, come afferma lui, per conoscerlo meglio. Com'è stato il tuo viaggio dalla Nigeria all'Italia? Da Nigeria fino all'Italia viaggio pericoloso, viaggio per le persone che sono fortunate, arriva in Italia.
più pericoloso di viaggio è deserto, vita in Libia, anche in Mediterraneo. Attualmente lavora come cuoco nella cucina dello stabilimento balneare e ritiene di essere molto fortunato ad essere finalmente in Italia. Cosa si prova? Cosa hai provato durante il viaggio? Quali sono state le tue emozioni? Alla fine sono in Italia contento. La vita in Libia è qualcosa che non è voglio esperienza più. Sono tenuti monitorati, ma al momento risultano spenti i roghi che nelle ultime ore hanno interessato nuovamente la zona di Sestri Levante e Casarza Ligure. A San Bernardino le fiamme sono ricomparse nelle prime ore del mattino, ma sono state subito spente dall'intervento dei vigili del fuoco. Anche a Cardini di Casarza Ligure continua l'attività di bonifica e di presidio dell'area da parte dei vigili del fuoco e dei volontari nella zona boschiva interessata in questi giorni dall'incendio che nel pomeriggio di ieri aveva ripreso vigore. Più di 20 volontari hanno operato per 3 ore sul posto con supporto aereo di un Canadair e di un elicottero regionale. La zona è raggiungibile con difficoltà attraverso un percorso da effettuare con mezzi fuoristrada. Dopo una notte di lavoro, questa mattina c'è stato un nuovo cambio di personale che ha continuato l'attività di bonifica con l'utilizzo anche di termocamera. Vediamo alcune fotografie. E ora torniamo allo stadio comunale di Chiavari, dove ieri sera è andata di scena la partita tra la nazionale italiana della solidarietà e i campioni del cuore. Quella che si è disputata ieri allo stadio Gastaldi di Chiavari, più che una partita, è stata una grande festa, un momento di vicinanza e solidarietà per le famiglie, quelle dell'Anfas, in attesa che si possa completare la sede per i loro ragazzi, e quelli delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Fratelli d'Italia. Una serata dalle tinte forti come il verde dell'erba del comunale, il colore dorato della luna, il giallo e l'azzurro delle magliette indossate per solidarietà. La partita amichevole disputata a Chiavari tra la nazionale italiana della solidarietà e i campioni del cuore ha mosso soprattutto le emozioni. Quelle dei tifosi che hanno potuto ammirare vecchie glorie della Serie A, così come calciatori improvvisati, amministratori scesi in campo non per vincere ma per sostenere. Presente tra gli altri il commissario dell'emergenza Giovanni Toti, che pur non giocando ha indossato la maglietta bianca con il ponte genovese unito da un grande cuore, quella che scenderà sui campi di Serie A nel turno di campionato. È un modo per ricordare le vittime, è un modo per stare vicino alla nostra città e alla nostra regione, un po' come stasera qua siamo vicini a tanta gente. Commovente l'ingresso allo stadio dei ragazzi dell'Anfas a Tigulio Est, che hanno voluto porgere il loro saluto a tutte le squadre formate ad hoc per sostenere l'ultimazione dei lavori della loro sede. C'è stata una grande emozione quando i ragazzi sono entrati, perché è difficile che loro siano protagonisti di qualcosa di pubblico, per cui sono entrata con loro, con il cuore loro, con il cuore delle famiglie. È stato bello. Toccante la testimonianza di Michele, che ha incitato e ringraziato i presenti e al tempo stesso espresso con grande dignità e compostezza tutto il dolore di una famiglia che tra le macerie del Ponte Morandi a Genova ha visto spezzarsi la vita del fratello Luigi. È arrivata tanta forza, siamo felicissimi del numero che si è raggiunto. Davvero un grazie enorme agli organizzatori, in primis e in secundis alle persone che sono arrivate. E infine la partita, finita 9-4 per la nazionale della solidarietà, ma il calcio, quello giocato per una sera, è rimasto in second'ordine. La gara, quella vera, prosegue ora attraverso 2 codici IBAN e la vicinanza che non si spegne a fine gara. E come abbiamo visto nelle immagini, sono stati tanti i protagonisti di questa serata che riproporremo integralmente lunedì su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21:10. Ora vi proponiamo alcune delle interviste realizzate a bordo campo. Cosa significa per te essere qui questa sera? È innanzitutto un piacere. Facciamo una cosa, il minimo indispensabile per una cosa tragica che è successa. Se possiamo partecipare per fare un qualcosa di bene per la città è sempre un piacere.
Quando mi ha chiamato Sandro ho detto di sì, no? Bisogna dire di sì, eccomi, ho detto il mio eccomi. Perché dire di sì? Perché dici di sì alla solidarietà, al cuore, al fatto anche di essere presenti vicino a Genova dopo questa ferita che ha sfigurato la città, questo dolore infinito che non è solo il dolore di Genova ma è di tutti. Oggi è il mio compleanno, è un modo migliore di festeggiarlo, sicuramente non c'era, è importante anche per chi come me è scarso, è un giocatore di poco talento, però la presenza sta a significare sul piano personale del ruolo che rappresentiamo una vicinanza a chi ha bisogno, a chi soffre e chi purtroppo ha vissuto e sta vivendo questa immane tragedia di Genova. Sono arrivato a Genova 42 anni fa e i primi mesi vedevi tutta sta gente mugugnona, tutta sta gente che non ti parlava, non ti salutava, cioè, dico ma dove sono capitato? Poi invece capisci come sono fatti i liguri, che quando c'è da stringersi attorno a qualche cosa di importante, ecco qui la risposta. E allora va bene, per rispondere alla tua domanda va molto bene perché queste cose ti stringono il cuore veramente. La formazione femminile del voleiball Avis Casarza Ligure è ai nastri di partenza con la nuova stagione. Dopo aver conquistato la promozione nel campionato di Serie D, la squadra è tornata ad allenarsi per la preparazione atletica che per la prima fase vedrà le ragazze impegnate nell'impianto di beach volley di Sestri Levante. I primi impegni per la squadra saranno collegati alla partecipazione alla fase preliminare della Coppa Liguria, dove sono iscritte le squadre ai campionati regionali di Serie C e D. Sarà un primo ed importante banco di prova per le ragazze del tecnico Fausto Valle che vediamo in questa fotografia. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le ultime notizie. Prima pagina di Avvenire, l'Unione Europea no a minacce, l'Italia resta isolata, vuoto il vertice di Bruxelles, Conte risponderemo, Di Maio dice taglia i contributi, Moavero illegali, PM a Roma, Salvini mi sentono, Aritrei ancora in ostaggio, sulla nave Diciotti, sciopero della fame. In foto India, i cristiani da 10 anni messi sotto tiro nell'agosto 2008 e il massacro in Orissa. In Italia, autunno caldo, 3 segnali per il governo, l'economia manovra condizionata dai mercati. Nelle pagine interne Bassetti, l'umiltà del Samaritano, terapia per le famiglie ferite. Su Amoris Letizia e fragilità l'intervento del Presidente della CEI, mentre oggi l'arrivo del Papa in Irlanda, ieri la visita a Santa Maria Maggiore. Genova rinascerà sotto il nuovo ponte, a parlare il sindaco Bucci, una catastrofe come le torri gemelle, ma ci rialziamo. E il tema del crollo del ponte sulla prima pagina del Secolo XIX, la demolizione in mano ad Autostrade non convince i magistrati. Timori per l'allerta meteo, un ex 007 nella commissione d'inchiesta, beffa pedaggi, Toti Autostrade ci ha promesso che rivedrà le tariffe. Intanto rischio rallentamento del piano a Genova. Migranti, muro europeo, Conte minaccia al taglio dei fondi destinati all'Unione, nave Diciotti bloccata, i PM sentono i funzionari del Viminale. Nelle pagine del Levante, cinghiale sulla A12 provoca 2 incidenti, ferita una donna tra Recco e Rapallo, l'ungulato è comparso all'improvviso sulla carreggiata dopo il primo schianto, travolto e ucciso da un'altra auto. Sestri e Riva, lettine e ombrellone gratis per i pompieri di Genova e le loro famiglie, balneari del Levante, il nostro modo un po' ligure di dire grazie a chi da giorni rischia sotto il ponte genovese. E poi ancora in materia di ponti, Sestri e Casarza, le 2 autostrade tra Calcinacci e Ferri arrugginiti, in pochi chilometri convivono le concessionarie e numerosi viadotti con forti problemi di degrado. Li vediamo in foto. I carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Genova un 46enne straniero già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L'uomo è evaso dalla propria abitazione, è stato trasferito nel carcere di Marassi. E i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso un 43enne e un 19enne, entrambi residenti a Pescara, che con raggiri si sono fatti accreditare 150 euro per il passaggio di proprietà di un gommone messo in vendita su un sito internet.
A comprare l'oggetto una donna di Zoagli che non ha mai ricevuto il natante e per questo ha sporto denuncia e ha fatto scattare le indagini. Andiamo in redazione per vedere se ci sono altri aggiornamenti. Per noi oggi Francesca Caporello. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Ci sono 2 aggiornamenti di cronaca. Un ragazzo di 20 anni è precipitato da un muretto questa notte nei pressi della discoteca Covo di Nord-Est, procurandosi diverse fratture e contusioni. Non è ancora stata stabilita la causa della caduta avvenuta intorno alle 5, sulla quale sono in corso le indagini. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i volontari della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure e le forze dell'ordine. Il giovane è stato recuperato e stabilizzato e poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. E poi ancora 4 persone sono state segnalate alla prefettura di Genova per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre 2 esercizi pubblici sono stati sanzionati con una multa di 2.000 euro per carenze strutturali e sono stati segnalati alla ASL. È il bilancio delle attività di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante nel Tigullio orientale. In azione i militari delle stazioni di Sestri Levante e Santo Stefano d'Aveto, coadiuvati dal personale della NAS di Genova e dal nucleo cinofili di Villanova ad Albenga. E grazie, dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Bene, grazie. Noi andiamo a chiudere questa edizione del TG13. Vi ricordo che l'informazione serale ritorna alle 19:15, mentre alle 20:25 ci collegheremo nuovamente con l'Irlanda, con Dublino, per documentare la festa delle famiglie, che sarà il primo momento di incontro tra Papa Francesco e le famiglie partecipanti al 9° incontro mondiale. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.